Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo ad occuparci del maxi sbarco nel porto di Corigliano. Ieri l'emergenza ora è rappresentata dai minori non accompagnati che resteranno nella città ionica. Vediamo. Terminate solo oggi a Corigliano Calabro le operazioni del maxi sbarco, più di 1000 migranti approdati nel porto dello Ionio Cosentino. Il vero problema restano i minori non accompagnati, circa 200 che dovranno restare in città, nonostante il comune non disponga di strutture per un'accoglienza dignitosa, un'emergenza nell'emergenza, come conferma il prefetto Gianfranco Tommao. Una situazione complessa perché i problemi naturalmente ci sono, bisogna organizzare lo sbarco e poi anche la sistemazione dei migranti. Naturalmente non tutti quelli che sbarcano restano qui, vengono smistati nelle varie regioni italiane dal Ministero dell'Interno. Noi invece abbiamo anche il grande problema dei minori non accompagnati, che invece restano affidati al sindaco della città dove lo sbarco avviene, quindi al sindaco di Corigliano, e devono trovare una idonea collocazione, anche con il supporto della prefettura. I soldi evidentemente ci vogliono, ma è un'attività alla quale non possiamo certo rinunciare, perché l'assistenza, l'ospitalità, l'accoglienza, il soccorso a queste persone deve al momento essere garantito.